In forza ed in nome del mio Ministerio e per tutti i civi della Serenissima, Zancuo Usari, Mario e Mujer. Mario e Mujer. Ahimè, l'amore tra Vieri da Vallonara e la bella Leonora dovrà aspettare settembre 2021. Il Covid ferma anche la storia d'amore di una delle più celebri rievocazioni storiche, la partita a scacchi a personaggi viventi di Marostica. Abbiamo dovuto fare in modo che la sicurezza delle persone, dei figuranti e di tutte le persone che si adoperano per far sì che questo spettacolo vada in scena sia una priorità. Quindi priorità massima alla sicurezza, abbiamo deciso di spostarlo al 2021, 10, 11 e 12 settembre. Tutto slitta al 2021 e poi nuova edizione subito l'anno dopo, nel 2022. È la prima volta che succede, mai la partita a scacchi è stata fermata, ma l'emergenza sanitaria questa volta lo impone. Le persone che hanno acquistato il biglietto è valido per lo spettacolo dell'anno prossimo, stesso giorno, stessa ora, o comunque potranno chiedere eventualmente all'associazione di cambiare il giorno dello spettacolo tramite un voucher nei termini previsti dal decreto rilancio, quindi 30 giorni di tempo per chiedere un eventuale cambiamento. Spostato al 15 settembre 2021 anche il concerto di Andrea Bocelli, che doveva tenersi sempre quest'anno in Piazza degli Scacchi. Certo, due brutti colpi per la città di Marostica e per il suo indotto turistico. Un'estate ricca di iniziative che puntava a 90.000 presenze vendendo tutti quanti i biglietti dei vari concerti e partita a scacchi. Sicuramente sarà un'estate particolare. Rinviare la partita a scacchi è una scelta storica, fino ad oggi non era mai stato fatto, però la sicurezza delle persone ha sempre la precedenza.